Ciao bellissimi, bentornati. Oggi vi parlo della quarantena qui in Germania e della situazione coronavirus in generale. Allora, che dire, io sono tornato a Stralsund 4 giorni fa e fino adesso sono sempre stato chiuso in casa, ma in realtà questo non è ancora un obbligo qua, è solamente consigliato, è come sostanzialmente nei primi periodi del coronavirus in Italia. So che con oggi è uscita una legge per cui in Baviera, che è la zona a sud della Germania, non si può uscire di casa se non per fare jogging, per fare la spesa, sostanzialmente come la prima parte della quarantena in Italia, prima delle restrizioni totali. Qua invece ancora no, qua ancora abbiamo la possibilità di uscire, di fare la spesa quando vogliamo, di andare a correre. È consigliato di non aggregarsi in centri con tante persone, però non c'è nessun obbligo ancora e non c'è nessun controllo, quindi la gente fa un po' quello che vuole. È divertente che magari si sente in giro che i giovani non si interessano alla salute dei più anziani, mentre io vedo tanti giovani che si lamentano degli anziani che sono sempre in giro e quindi sono loro che si mettono nel pericolo di prendere questo coronavirus. Comunque qui a Stralsund fino adesso ancora non c'è neanche un caso di coronavirus registrato, però come sapete in Germania non è che abbiano fatto troppi tamponi, quindi magari c'è ma non si sa. Adesso stanno iniziando a regolarizzare un po' di più la cosa. Io ho avuto l'impressione che la Germania stia iniziando queste procedure soltanto perché fa parte dell'Unione Europea e quindi si deve conformare agli altri stati dell'Unione. Quindi vede che la Francia lo fa, l'Italia la fa, la Svizzera, la Spagna e quant'altro, quindi lo fa anche la Germania. Fosse stato per lei, secondo me, non avrebbe adottato queste misure, ma avrebbe utilizzato diverse strategie. Però queste sono solo supposizioni, non lo sapremo mai. Comunque, ho deciso che cercherò di tornare in Italia e ho provato a mandare una mail alla Farnesina per avere informazioni su come fare, perché i siti dei trasporti pubblici sono abbastanza rognosi perché non capisco niente, sono in tedesco e comunque prima di quelli devo trovare un mezzo di trasporto per rientrare in Italia, perché è inutile che trovo il treno per Francoforte se poi non ho l'aereo per andare a Venezia o a Roma. Ho letto sul sito della Farnesina che ci sono dei voli assicurati da Alitalia e da Lufthansa, però sui loro siti non riesco a trovare nulla, perché è come se il sito fosse bloccato o fosse inagibile. Perciò oggi è sabato non posso telefonare, ma lunedì telefonerò alla Farnesina per capire quale procedura devo seguire e cosa posso fare per rientrare in Italia. Vi terrò aggiornati sulla situazione, penso che possa essere interessante anche per altre persone che hanno la necessità di rientrare. Dico necessità perché mi trovo bene qua, sono ben accolto, il posto è pulito, ci sono persone in gamba, è tutto molto bello, però le notizie che stanno fuoriuscendo danno l'impressione che questa situazione potrebbe perdurare a lungo e devo ammettere che chiaramente qui non ho il comfort che ho a casa e anche la sicurezza e le persone a cui tengo, quindi cercherò di rientrare in qualche modo. Parlando invece della quarantena qui a Stralsund, come dicevo, non c'è una vera e propria quarantena, è più ancora un consiglio quello di restare in casa. E in effetti sono poche le persone che lo ascoltano. Ho incontrato gruppi di amici ancora che organizzano feste, fa capire che proprio qui la situazione ancora non la percepiscono. E, e credo che sia anche per il fatto che considerino la situazione italiana tanto distante perché credono che sia l'Italia a non aver saputo gestire bene la situazione e quindi sono convinti che qua in Germania non sarà la stessa cosa e quindi si permettono di prendere la situazione sotto gamba. Giusto o sbagliato, io sicuramente non mi metto a giudicare. Probabilmente è buono il fatto che non ci sia un allarmismo esasperato, però è anche male il fatto che non ci siano delle misure di prevenzione.
Però per il momento sembra che qua tutti siano sani, quindi nessuno crede che ci sia questa necessità. Io personalmente passo il tempo andando a correre, andando in bicicletta e scrivendo. Ho ripreso a scrivere un libro, non vi ho mai raccontato, ma sto scrivendo un libro, prima o poi forse riuscirò a finirlo e magari vi racconterò di cosa parla. E basta. Spero che anche voi abbiate trovato qualcosa da fare a casa e ci sentiamo al prossimo video. Questo è molto breve perché non ho molto da mostrarvi o da raccontarvi. Magari nel prossimo vi racconterò un po' come sta andando la ricerca del ritorno verso l'Italia. Ci aggiorniamo giovedì.